Questa attività è stata realizzata con suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018. Amigos e amigas, salute a totus e benvenuti a una puntata nuova de Saianna de su Tempus, su programma dedicato a sa storia e sa archeologia de sa Sardegna. Cira passata si è sulassato con sedati a Romana, dunque con tutto su chi po' miliannus ha rilassato questa cultura importante, fondamentali a intrus proprio de sa Sardegna antica. O invece eus a affrontare un periodo differente e chi è ragoa proprio de sedati a Romana. Siamo su questionendi de su Mesuevo. De pesisciri che su Mesuevo nasciri ufficialmente in s'anno 476 a Goa de Cristo, quando arruiri s'imperio romano de Scuricatrogiu, dunque con sa deposizione dell'ultimo imperatore Romolo Augusto. E de quest'anno, finza su 1492, che da regoraus st'anno in noi Cristoforo Colombo ha scoperto un continente nuovo, questo è America, questionaus del su Mesuevo. Ma su Mesuevo è prazio in due momenti fondamentali, sa prima guerra, esti cussa chi su 476 arriverà a San Umilli e du numenaus commenti Artu Mesuevo e de San Umilli vinza su 1492 su Basciu Mesuevo. E sa pregunta esti ta succedere in Sardegna in cussus annus. Toccherà sa verità di s'anno 476 possa Sardegna est un anno a onde comunque non si intende rimera questa assenza, però i documenti si nanta, ma anche di archeologico non tenemos nulla, che finza s'anno 534 a de Cristo vunti stetus svandalus a dominare s'isula. Su 534 invece si comincia proprio sedati bizantina, est un'età onde vunti vatas uno scanto de strutture importanti si chiede sapere e pensai ancora oggi due punti fuetus a intrus dessa lingua sarda che vieni proprio dessa regu, poi questa cultura rega è la cultura principale in su periodo bizantino in Sardegna. Pensai che fuetus che è Seracu, vieni dessa regu Terracos, oppure Condagi o Condaghe, che vieni dessa regu Contacchion, che era su bastoni onde si ponianta i paperi con i lesi o i attus amministrativus.
Ma sa cosa prude importu, chi sa rilassau su periodo bizantino in s'isula, vunti scresesa chi oi narau su paleocristianas. Questa scresesa, chi vunti pruso mancu 50 in tottu s'isula, mera vortas non das conosceusu con sa pranta originali, poitta in San Numilli, pruso manco, quando vunti nasciusu i giuigausu, mera vortas cambiant forma, cambiant architettura, però ci ne vunti uno scantu chi vunti a parraras in zillas, commenti sa Gresia de Santo Sadurro in Casteddu, questa de Sant'Elia in Sabidda de Nugisi, questa de Santa Maria de Scalas a Cossoine, o ancora questa de Santo Giovanni in Susinis, dunque in suo territorio, in Sabidda de Gravasa. Puru accanto de Casteddu di Nesu una importante, esti sa Gresia de Santo Giovanni. Seusu dunque in su centro storico de sa bidda de Assemini, chi in sedadi mesuevali via da importanti meta, poitta seusu accanta de sa laguna de Santa Gilla o Santa Egia e in cui si tenera sa seu principale su Giuigau de Casteddu. Difatti si proprio noi in questa Gresia, chi esti a Palamiasa, anti agattau due iscrizioni che vunti a riferire a su giugi Torchitorio I, che esistette forse su primo giugi de su Giuigau de Casteddu. E un'auga questo periodo comincia a prosomanco in 534 a.C. e spaccia in San Numilli, in San Numilli, è su abiri sa nascita dei Giuigausu. Però in questo secolo questa scresa ben intivatas con stili architettonici che indienniti de sa parte de Precedroju, ma di accanto, come in sa Turchia, come in sa Grecia. Poi sa Turchia, oi induscioso totus, sa Turchia è musulmana, ma in quest'epoca, quando sa capitale via da Bisanzio, onde in Moi, toiesse sa città di Istanbul, era proprio sa capitale religiosa dell'ortodossia, dunque su cristianesimo. E proprio in questo periodo di lompiti in s'isula uno sciacumano de varas dell'ordine basiliano. Nos sceus, grazie ai documentus, che Cresia documenti cussa de Sant'Elia in su Monti in Casteddu è stata fatta proprio dai monacus basilianus. E sa Gresia de Santuanni de Assemini sicuramente teneri proprio questa influenza de stili, di architettura, ma pruschidotto de forma, una forma che nosu agattausu in pagu logus in modo su Mediterraneo. Esti una forma fatta dai gruci a rega, dunque se depesi immaginai proprio una gruci con braccio su che tenenti sa proprio longare, sa proprio artesa, che funti chiaramente disponitus con i spuntus cardinalisi e in sa parte centrali, che tenen una forma quadrangolare, tenesu sa parte prusarta, con in pizzus sa cupola, sa tolos, che io su connottu bene in primo puntatas a un dio su questionau dessa civiltà in Uracesa, manta passai insomma più di 1000 anni e torrara in architettura sarda, questa porta però in un'architettura religiosa sa proprio maniera de vai sacropettura. Tocca però che a intrusu questa cresa vunti cresa che non tenniti obras de arti importanti de importu. Vunti de maniera generali cresas chi vunti prus attaccadas a sa spiritualidade. Difatti a vortas non funti ni manco intonaccadas, biesi proprio sa perda e non tenniti pinturas, non tenniti statuas. Poi gussu depeus avettai sedadi mesuevali brena a partire de San Numilli, quando in Sardegna arribai su stili romanicu e insandus in cui si comenzaus a biri obras de arti in sa parti de afforas de sa Gresia con sculturas e scultureddas, ma puru a intrus con pinturas o con i retablus che indienniti invece de sa Spagna,
momenti di cultura a partire da su 1300. Sa gresia de Santuanni de Assemini è una gresia che comunque ha subito qualcuno rifacimento in suo tempus, anche aggiunto qualcuna cosa, però raso capo su 70% po' 100 è a Barrara proprio Sinzilla. Oggi Assemini è una bida accanto de Castello, una bida importante, ma fiata più importanti in su Mesuevo, quando sa capitali dei giudici de Castello tenera saseo principali proprio in ispondas de sa laguna de Santa Igia. E i giudici, mera volta, plus chi fa riferimento a sa città di Castello, fa dianta riferimento proprio a sa cittadina de Assemini. Quando in su X secolo a.C. l'impero bizantino era ben a mancare in Sardegna, biuso che nascenti già spontaneamente 4 arregnos. Questi 4 arregnos hanno passato questa storia come giuigaus dessa Sardegna. Questi giuigaus vi hanno spainaus in tutto le parti dell'isola. Su Prus antico già sicuramente è stato gusto de Carales in Castello, esiste pure uno dei primi a crollare, pomori de Spisanus, esatto su vianta gusto de Arborea, de Torres e de Gattura. Siamo ancora in su Mesuevo, perché siamo accanto de San Numilli, e a Pizzosu de Dogna Giuigau dove vianta i giudici. I giudici vianta i surresi e dove vianta pure i reinas. Era passata questa storia una delle figure femminili più importanti della Sardegna che è stata Leonora de Arbarè. Ma noi siamo ancora in un tempo più antico, quando in ogni parte della Sardegna diventa biddas e biddiceddas, mera de gustas funti scumparritas, pomori de sa festa in su 300. Però tutto su sartu de s'isula è prenu de cresias romanicas. In questo tempo, dunque de su X finzas a su XIII secolo a.C., Santa fabbricai, pensai, già 200 cresias. Cresias che funti riconosciutas oggi come patrimonio importanti della cultura ecclesiastica d'Europa. Su stile romanico esti spainau meda in Sardegna po' gali motivo, poiché quando in s'arresto dell'Europa era arribai su stili gotico, si sono visti niente del 1300, anzi si s'accabu del 1300 e s'inghizzo del 1400, sa Sardegna resti asutta del suo regno, del suo potere dei aragonesi. Era diventata più povera, dunque non c'era essi su dinai po' da torrai a fai de maniera noa. E dunque sono venuti a parlare proschidotto de stili a romanico. Tenono scelti qualcuno esempio de stili gotico in Sardegna. Ma la cosa più importante forse è che questo patrimonio del romanico è stato parlato grazie al fatto che la Sardegna non tiene terremotos. Noi sappiamo che in Toscana e in Umbria la maggioria delle cresias romanicas proprio in su 300 funti a rutas po' colpa dei terremotos e funti stettias torradas a fai con su stile gotico. E c'è un'altra cosa, la maggioria delle cresias romanicas della Sardegna funti fattas de perda. Ma questo non poiché in Sardegna non c'è argida, anzi in s'isola teniamo una delle argidas più de qualità di tutto su Mediterraneo. Però su fatto de denni già
un'esperienza importante sul traballo de sa perda, commenti cussa chi è su tentu in età di nuragesa, permettere chi avarrinti maestranzias sardas, in parisi chiaramente con cussas pisanas, lucchesas e comascas, chi vunti spertas mera de su traballo de sa perda. Su mesuevu duncas, chi nasce in su 476 a Gode Cristo, con quando arruiris imperio romano de Scuricatrojo e accaba su 1492 con sa scrovetta dell'America de parti de Cristoforo Colombo, esti rappresentava in Sardegna pruschidotto proprio dei screses, non chi non tenesu casteddus, di tenesu protegentu, esoviri in sa puntata chi era veni proprio calivunti is casteddus de sa Sardegna e commenti vunti a ribasu finzas ai indideoi. Però su mesuevo rappresentava pruschidotto proprio dei screses e de su stili a romanicu. Poi, inghizzausu sa parti sul romanicu con una gresa che s'agattara in su Campidano, se su chistionendi de Santa Maria de Sibiola, in su sartu de sa vita de Serdiana. Questa gresia è stata fatta, commenti meras creses romanicas, in sa prima parte de San Numilli e scieusu con precisioni, grazie ai documentus, che i giudici sul regno de Casteddu donanta a isparas Vittorinus de Marsiglia possedimentus con manca egresias pitichedas che doviant già e su das antitorradas a fai con su stile romanico, oppure das antitorradas a fai proprio ex novo. E is sempre su punti meras. Chi in sa Sardegna de Giossu doviant isparas benedettinus, duncas esunaris Vittorinus de Marsiglia, che inteniant proprio de sa parte bascia de sa Francia, de sa Provenza de Marsiglia, in sa parte de Capoessusu doviant isparas camaldolesus o cassinesus. E questo poi isparas a parte a portai sa gresia plus accanto proprio a su sartu, a sa gente che vivia inibidas atteso de cittadis, dunque un fenomeno proprio de cristianizzatura del suo popolo, betti antagonissus puru tecnologias noas accappiadas a sa messaria e in prosu viant grandus maistus de architettura. Difatti nosu teneus esemplus importantis de maistus chi indienint di atru logus, come maistus comascus chi anti traballau povai sa gresia romanica de Santuverdu de Zuri, una vidicetta accanto sul lago Omodeo, accanto de Ghilarza, a undi a singhisso del su Novecento, quando antifatto questa diga, pensai anti smontao interamente questa gresia e anti torrata a fai prusimpizzus. Oppure pensavo a sa gresia de Santa Maria che doiari in sabida de Uda, a undi scieusu anti traballau maestranzas che indieniant de sa Provenza. O Santissima Trinità di Zaccargia, de s'antica Sacraria, in noi invece anti traballau maistus che indieniant de Pisa. E teneso uru maestanzas che dibeniant de su mundu arabu, commenti in sa gresia, cussa manna de Santa Maria de Bonarcado, onde teneus una gresietta pitichedda paleocristiana e una brumanna de stili a romanico. Altri esempi su punti cussa de Santa Maria de Montserrat, che è interessanti poi tenere una scala proprio in sa gara principale, una scala che viene prevalentemente fatta di maniera simbolica. Questo luogo oggi da gattauso già è disabitau, poi ta sabida esti atteso per manco 3 km. Però scieusu, grazie ai documentus mesuevalisi, che in oggi, a su manco su vinzas a su 1300, dove vi era proprio una bidda de Sibiola, difatti sa gresia dinanta Santa Maria de Sibiola. Festisi in su
in sul regno de Garales e vestisi a intrusu comunque de un territorio che vi era ricco meda, poi tes terrenus ancora oggi, vunti un peraso po' semine su drigu, vunti a riccusu de bingiasa, ma pruschidotto de mattasa de olia. Un'altra cosa che antivatto, importanti meda, i sparasa, Vittorinus de Marsiglia, fiacussa de inestai tutto isolastusu che dovianta in susartu de Sardegna. E dunque teneusu oi mattasa de oliasa in estadasa che denni ti pensai seculusu. Una in particolare è gussa de Sarrina, che s'agattara in sa località di de Sortumannu in bidda Mastragia. Questa matta estimanna pensai 18 metri di diametro e si stetia a cantuvari proprio in estada grazie ai sparasa. Questo è un aspetto importante della Sardegna medioevale, poiché sicuramente questa economia cappiata a solia e a sollo è un'economia che verusu nascia da un'età di nuragesa, chi teneus ancora in età di romana, ma chi era rappresentare una parte importante dell'economia sarda pure in su Mesuevo, e poi questo esaviri una parte dedicata proprio a Sarregolida de Solia e a Sudraballo del Sollo. Ma tornausu a questa gresia, poi è una gresia un vago particolare, un vago differente tesatras chi esubiu a in giro po sa Sardegna. Proschidotto su chi comunque poi esti spantose su fatto che sarà una gresia manna in susarto, quindi non esti a intrusu de sabida, esti ingiriata de tutto gusta lollas chi in capitano serrosi di Eici, ma quando andausu in su centro de sa Sardegna o in Cabesuso di Nanta all'Ozzasa e serbienta proprio poi spellegrinus, poiché noci una porta sannu si va diada e si va ed ancora oggi una festa manna a un indatto pianta dedotto su capitano e pure di altre parti di testa Sardegna e benintino può festeggiare ma pure può commerciare come ti succedeva già in 1000 anni su a oggi. È una gresia che è fatta già interamente de verda, una verda arenaria, è una verda locali con calincuno inserto de dracchiti. Tenili due ennas in sa parte bascia e in sa parte mesana biesi teneusu una monofora a manu manca e una bifora a manu diretta. Vianta i sventanas che serbianta può va entrare il salugi a entro su dessa gresia. E questa gresia esti comuncasa binavata, tenesu due scorridoiusu. Essa cosa prusu spantosa e non spena da mera è su fatto che denzara in sa parte di Appalasa due absidi. Un'altra cosa interessante è sempre in sa parte centrali è intrusu dei due ennas una specie di mosaico a raggiera fatto un per das vitichedas de colori differenti e si intrabiri pure un'iscrizione in sa parte diretta de gusto mosaico e fatto agattausu pure stampus o stampiceddus chi oi vunti sboitus ma chi in origini su questionendi del su Mesuevo e forse finza s'Ottocentus contenianta ancora pensai vasus de maiolica che servienta proprio a decorare a arricchire tutta sa facciata. Un'altra cosa che io spantara è sul fatto che non doiesti un campanili. A nessa verità su campanili dove viada e viada proprio in mezzo, in sa parte arta, viada un campanili a vela e stetius del rutto vari de un lampo in su 1964 ed è quest'anno non dante brusu torrao a ponni, però già in su 64 vari di sa campana hanno dovia prusu poi diventa furata. A intrusu denia da pensare pure un'avventura, un'opera di arti
chi moi s'agattara a intrusu della Pinacoteca Nazionale de Casteddu. Questa gresia in parisi a cussa de Santu Pantaleo de Partiolla è sicuramente una dei più importanti. E un'altra parte che è curiosa è sa parte de Sala Deretta che deniri una scala che serviera come era probabilità può arziare in sagrovettura e può mancare vai manutenzioni a sagrovettura a sa bovida e pure forse a su campanili e sa campana. In Cavoissusu, iscresias progettadas, edificadas de sparas camaldolesus, teniente questa caratteristica de sa bicromia, dunque fattas con perda niedda de basalto e perda arba de su graccari, come Santu Verdu de Sorres o ancora Santissima Trinità di Zaccargia, cussas chi vunti in su Campidanu de maniera generale vunti monocromas, dunque anti un perao proschidotto uno di tipo de perda e un colore a parte che l'incuno inserto. Questa gresia è usata questi particolari poitta assimila la meda a un'altra gresia che doiari in su Gigerri, sa bidda spiziosa, se uso questionendi de sa gresia de Santu Platanu, a undi doiesti sempre una scala, biesi come ti gusta, che esti in sa gara del nord, e una absidi che è doppia e chi spettera a ogni navata, dunque è come ti usunao teni due navadas con sacrovettura a botti. E questa scala serviera sicuramente per una funzione pratica, dunque se vollompi in sacrovettura e mancai arrangiai schivianta steulas o sabovida e tutto in giro però teneus uno scanto de peduccius, esti su nomini identico, con caras de hominis o de animalis, figuras de achilis oppure semplici formas geometricas. Nos non sceus a cali mancai homini o femmina fai dorrai questa scaras, però pensaus che i animalis o comunque tutti i simboli che agattaus in iscresias a romanicas vianta su frutto mancai de contus accappiaus a su Vangelo e a sa Bibbia. Trigu e ollu funti is alimentus a sa base de sa dieta mesuterranea. Nos esu chistionà in questa puntata de solia, de mattas di olia e de ollastu chi dovianta in su Mesuevu. E a commenti mera portas proprio in giro, accanto de scresias mesuevalis de sa Sardigna, esu bio puro in cussa de Santa Maria de Sibiola, in Serdiana, a commenti dovianta mattas mannas secularisi. Però toccarà nai che i scavus archeologicus chi eus fatto in is ultimus 10 annus anti bogau a pillu uno scantu de visus de ollastu ma puru de olia domestica. Chi si fanti comprendi forse che già 3.000-3.500 anni oes in età di Nuragesa sono in sardu, come in tutto su Mediterraneo, un perara solo, uno sceso bene che può buffare come alimento oppure, cosa più probabile meda, proprio a lui, tutto questa lucerrasa che servianta in su notti
po' fa luce, oppure diventa un sentito sacro, dunque religioso. In Sardegna teniamo uno sciacco umano de mattas secolari, su questionario pure de Sarreina, intruso del subarco de Sortumano in Bidda Mastracia. E forse sì, proprio Solia e Sollu, punti stetus, un elemento importante dell'economia sarda in Sant'Igorio, ma pure in Dideoi. Ma pondisciri de Brusu, se sull'ompius in Sabidda de Partiola, può visitare un luogo interessante, poco conosciuto, ma importante meda, può conoscere la storia del Sollo in Sardegna. E ho deciso di intervistare proprio su Meri e Domu de questo museo. E poi entrausu bene con me, così può biri questo luogo stravanao. E a sapettai, a intruso dei locali sul Museo Samola del Notario, e ho incontrato Francisco Locci. Francisco, grazie a potersi attoviare. Grazie al posato di Sienio Samola del Notario. È un piacere immano con noi entrare in un luogo speciale. Parte già del suo nome, Samola del Notario. Poi da questi nomi particolari conta sì, a un diseuso i lavori agattai oggi su visitatori. Samola del Notario, perché sono nomi di aiaiu mio, che fu sul notario di Sabidda. E come introdotto in Sabidda tenenti un anno mingiu, e nonno mio fu sul notario. Francesco Locci commenta a me e tutto. E Samola, fu a Samola del Notario. E quando ha costruito un museo, già 20 anni, in 2013, l'ha nominato a sa memoria di aiaiu mio sul notario e sul museo è diventato Samola del suo notario. Bene, dunque tu hai questionato aiaiu tu, dunque sei questionato del singhizzo del suo 900, però toccherà nai, tu immagini già che la storia di questo frantoio nasce già in su 600, in età spagnola. E in prusu tu hai donato un nome particolare a Sollu che produci. Este Sollu del suo tempio, l'olio del tempio. Poi ti ha questo nome particolare? Quando nel 1995 ho incominciato a buttare soldi per bendi, ho cercato un nome. E non l'abbiamo questionato, Montis de Patiola, la collina dei Noi, ma ho cercato un nome che fosse evocativo dei Cavalieri Templari. I Cavalieri Templari diventano guerrieri, ma diventano coltivatori puro, tenevano mera terra con olia. E in Sante ho cercato su nomi solo del Tempio. Noi in Bidda ci depiaressi una domo templari, non sceso in Usagattala, ossia Gattara più correttamente, ma in suo concilio del Vienne, sul 1314, anticipato totus vescovo che tenevano possedimento templari. Non conoscevo il nome di questo vescovo che sta andando a Vienna, ma è stato invitato e quindi dobbiamo essere in Bidda che all'incuno possedimento templari. Bene, Francesco, tu hai visto dei scavalleri templari, dei pesisciri che la Sardegna attento sicuramente questo ordine dei cavalleri che depianta amparare i pellegrinus che da Europa andano a vincere la Terra Santa. E teneso pure uno scanto di chiese accappiate proprio ai quest'ordini. E nosu e subio pure cussa de Santo Leonardo in Santo Lussurgio. E sicuramente i scaballeri si vianta spainaus in tutta la Sardegna e pure in oggi in Parteolla. E tornoso però a su museo, poi Taddeo, quando si entrao, si avarrao spantao, a Pubiu, repertus anticus che bandant dessa preistoria addirittura, depeso però incrarai che non funti dessa Sardegna, ma andieniti di altro luogo dell'Europa, finzas a sa computadora des annos 80. Dunque sa storia che si conta in noi è una storia lunga che durerà millennius. Cali funti a parri tu
i repertus più importanti che un visitatore può bere a intrus e gusto locali. Cominciamo da questa cosa che sta più fotografata in noi sul museo, che è questa computadora del 1983. Io sono stato la prima mola in Italia a imparare su una computadora per questa mola, per il traballo di questa mola. Ho scritto sul programma questa gestione e ho imparato per me anno su computadora e ho venduto sul mio programma mio a me altra mola in anno. Dunque, sapore su questione già di archeologia disinformatica. Archeologia disinformatica che però s'accappia a un'economia forte che bieuso in sabida de partiola ma già in tutto il suo territorio. E noi usciamo sicuro che solo sardo è un ollo pregiato, è un ollo di qualità, di valori. Vosotros esitento a riconoscimento particolari, a intrus mancai de concorsi, premi nazionali ma pure internazionali. No, io ho vinto un premi in questi tempi. Nell'ultimo periodo non siamo più partecipanti ai concorsi, ma ci piace più a lavorare in mera con i turisti e fare mera informazioni. Il suo problema principale è che questa gente crede di conoscere solo, ma non conosce affatto. E quando bene questa gente a visitare il museo, a visitare questa azienda nostra, non è sempre a fare tastare solo, ma fai una lezionetta per imparare a cosa devi cercare per riconoscere un olio di alta qualità. È mera importante. Bene, non manca proprio ai telespettatori nostri su qualità di pitenni solo questi buono. E spricaso pure poeta in Sant'Igorio solo manca non fiata aici de qualità di commenti con su de oi. Quando viene questa gente a visitare solo, devi imparare a cercare. Solo devi prendere tre cose principalmente: su fruttato, su amaro e su piccante. Quando uno lo tiene di fruttato, amaro e piccanti, è un olio buono. Ma la cosa principale è che antichitari, con questa mola che vi uso in noi, è stato impossibile a produrre un olio di alta qualità. È un esempio che solo chi fa gli aiuti mio non vi è buono. Poi con questa mola, con sprenza, è impossibile a produrre un olio di alta qualità. In Italia abbiamo ancora mera mola, chi impara a smola, si prensa, e naranta chi traballanta commenti antichi, ma solo pure commenti solo di antichi e non vi è buono. Qualcuno narrerà che solo di sardo su questo pruso consumato, questo pruso spenato vi era solo estinto. Però è vero pure che tu immagini una cosa importante, che in Sant'Igorio mera volta solo di olia non fia da produsio po' scopus alimentari, ma pruschidotto po' allumai illugerras chi è gattauso desse dati a Romana finza già a Singhizzu del suo Novecento, è vero su? Sì, in questa storia del suo mondo solo state imparato po' papai, scetti impari per poco tempo, il tempo del Antico Romano, che gli piace a me solo, chiedi a noi certificazioni differenti per classificare solo. Ed essenzialmente nel Medioevo in Pustiti, sul Rinascimento, ma in antica Palestina, in sa Bibbia non si agatta da ollu po' pappai, solo fiamperao, essenzialmente per illuminare e per uso sacro. Non fiata po' pappai. E mi aggiungi pure una cosa, poi in questo museo a Pubiu, in Ogimbascio, onde tenisi tutti i vetrinas, agunis, a repertos, uno scanto de Strigilum. E noi s'accappiaso a sa parte romana, poi de Pisiscirica, is antigus romanos, in Sardegna pure, un peranta solo di olia, po' duponni in sapeddi. E
Agora piganta questo utensili, questa ina de brunzu, si da passanta proprio in sapedi, poi si vai o isinare su peeling, dunque i antichi romanos e sardos pure, chiaramente, dumperanta a scopus cosmeticus o in su mondo del sport. Però tornaus invece a sa maniera di traballare, poi da questo si porterà agora proprio a sedati medioevali, perché noi siamo questionenti delle sedati medioevali e proprio a pala nostra doiari una bella mola de basalto e un trunco dell'inna, mi pare zinnibili, ma spiegami bene i testi questa. Questi zinnibili e basalto. Questa mola non è via sa mia, questa mola viene dal pompo, infatti è di basalto, non è di granito come tutte le mola in generale. Ed è particolare che ogni zona che produce olio, che niente, questa mola fatta da sapere da tostare che via questa zona è tutto. E noi via da questo perda di basalto con un tronco di zinnibili e via su burrichetto che girara, che non via burrichetto, fiammolenti. Poi i burrico in Sardegna, punti due tipi, punti su molenti e su burrico. Su molenti, bene da mola, e via su burrichetto, pittichetto, che forriata sa mola. Bene. Intanto su Francesco, noi su scrovetto cose interessanti me da pizzo su del sollo, dell'economia, ma pur schidotto canto è stato importanti in economia sarda del Sant'Igorio, dunque a partire sicuramente già da città di Nuragesa fino a arrivare a oggi. Accabaso con una cosa, secondo voi, quali esti solia, chiaramente su capo e giusto della Sardegna, chi voi tenere questa qualità di più alta? È mera tostata, era troppo, di zone differenti, ognuna da andare sotto mio e su meglio dei tutti, è normale. Io sono residente di Smola della Sardegna, quindi non posso pigliare una parte del sul nord e sul sud. La lauca è la più diffusa in tutta la Sardegna, che è la Bosana. In diverse zone, in noi sta Bosana pigliano un altro nome, si chiama Oliedo, che è una sottocultiva di questa Bosana, e è il pagu più dolce, più aromatica, ma è sempre Bosana est. Bene, dei pesisciri di fatti si ha Isparas Vittorinus de Marsiglia, che hanno avuto arrivato in Sardegna in Sumesuevu, anti portau sicuramente che alcuna qualità di Noa che ancora non deve avere in Sardegna. Bene, noi Francesco ti do raso grazie. Chi qualcuno vuole rivisitare questo museo, è sempre aperto, a un disacattara, naraso pure questo indirizzo. Sono a Dorianova, in Viale Europa 18. Il problema è che quando sei in periodo di Samola, sul museo è serrato. Poi non potevo seguire tutte le persone che spiegai bene tutte le cose che non si esposto. E poi ho lavorato in Samola, quindi si bieso a posti di Pasca, così fai bene in Samola. Dunque, si compirà a visitare questo museo, che non può comprendere male, proprio su mesi di aprile, fino a Capodanni. Dunque, bene, visitare questo luogo poi desessiri di erero spantato e arricchioso culturalmente di una parte in pruso della storia sarda. In questa puntata di oggi è su questionau del su Mesuevo, della prima parte, quando teneus sa cultura bizantina in Sisula, su XVI secolo a.C., vinzas a sa nascita dei Giuigausu in San Numilli, plus o manco. E subiu is primu cresias cristianas, chi narausu cresias paleocristianas, commenti cussa de Santuanni in Assemino, cussa de Sant'Elia in Nucisi. E subiu pure su stili che indieniri a Goa, e stannai su stili a romanico con sa gresia de Santa Maria de Sibiola.
ma in questa puntata abbiamo un'altra parte importante del suo Mesuevo in Sardegna e stannai solo teoria e tutto in mattasa che punti stetti apostasa in su Mesuevo grazie a Esparasa Vittorinus de Marsiglia deo de Saprazza Santuperdo de Assemini si torro grazias pose si sighiu e si convido a si seguire a sa prossima puntata a un di eusa chistionai mellus de sa parti bascia de su Mesuevo de su stili romanico ma pure de castellus mesuevalisi sì che sì e grazie a totus con Saianna de su tempus. Questa attività è stata realizzata con il suo contributo della Regione Sardegna, in Prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.